Siamo qui oggi a sancire l'inizio di questa collaborazione, dopo qualche mese di incontri e di trattative. È un'iniziativa secondo me molto importante, ma anche secondo Sindustria e anche il professor Marion dell'Università di Padova. Importante perché è innovativa, innanzitutto perché vede queste tre entità appunto collaborare per uno scopo comune. È molto importante per il nostro comune soprattutto, non solo per chi ha subito danni durante la tempesta Vaia di fine ottobre, ma per tutto il Paese. Perché? Perché ci permetterà, almeno questo è l'intento, lo scopo dell'iniziativa, di ripercorrere storicamente e culturalmente quella che è stata l'evoluzione del Piave, soprattutto dal 66, quindi dagli ultimi interventi idraulici effettuati, ma anche da prima, informazioni storiche permettendo, quindi vediamo anche cosa si riuscirà a reperire. E permetterà di avere diciamo, una fotografia di quello che è stata l'evoluzione, cioè un resoconto di quella che è stata l'evoluzione, una fotografia attuale e anche una possibile previsione dei cambiamenti futuri di questo corso del Piave che tanto ha sempre condizionato il nostro comune nel bene e nel male e continuerà a farlo anche in futuro. Questo progetto ha un carattere innovativo nell'essere un esperimento di trasferimento del linguaggio tecnico che noi tipicamente usiamo nel fare ricerca su questi argomenti e nel preparare, nell'istruire i nostri giovani futuri ingegneri. È un esperimento appunto che trasferisca questo linguaggio per quanto possibile a una divulgazione che arrivi alla cittadinanza e alle amministrazioni pubbliche. Segusino è un luogo particolare. Devo dire che Segusino si presta benissimo a questo diciamo, esperimento di studio particolare perché è un territorio che presenta le due tipologie importanti di rischio idraulico, di rapporto col rischio idraulico. Da un lato il rapporto col fiume Piave, che ha un ampio bacino di captazione, che presenta dei problemi di rischi molto rari nel tempo. Si pensi solo che prima della tempesta Vaia si faceva riferimento all'evento del 66, quindi eventi molto rari ma potenzialmente catastrofici. Da quell'altro ha un bacino molto ripido, di fatto montano, che insiste proprio sull'abitato di Segusino e che risponde a quegli eventi intensi, molto intensi, legati a celle meteorologiche intense che si abbattono su territori anche molto piccoli ma con intensità assolutamente molto elevate. Ecco, a Segusino entrambe le cose sono presenti e quindi rappresenta un laboratorio di osservazione particolare e particolarmente interessante.